Allora, Patrizio Bertini, sostanzialmente il problema di base cos'è? Qual è? Che le persone si sono un po' impigrite, dopo vedremo cosa controbatte Emanuele Paè, si sono un po' impigrite, tutto più facilmente, anche un po' conciliato adesso a questo periodo di chiusure varie, tendono sempre più ad acquistare, a farsi arrivare le cose col web, utilizzando in modo particolare vari sistemi, Amazon in primi, insomma, troneggia. E i negozi si vedono un po' depauperati, giusto, di questo primato. Ma il fatto è che non solo, diciamo, il cliente ha cambiato abitudini, ma anche i piccoli negozi si sono un po' rassegnati. Questo libro deve essere un risveglio, dare la possibilità di capire come possono affrontare anche questo nuovo metodo, diciamo che non è nuovo perché parte da parecchi anni fa, però per i nostri piccoli negozi che ancora non si sono avvicinati all'e-commerce, all'online, devono capire che il cliente per noi è una cosa sacra, non possiamo assolutamente perdere un cliente a qualsiasi costo, quindi dare soddisfazione a un cliente che entra nel tuo negozio e che sta cercando lui soddisfazione, se noi lo mandiamo via perché non abbiamo la taglia, perché non abbiamo il prodotto, per noi è una sconfitta. Ecco che allora con l'e-commerce si possono risolvere tanti problemi e capisco poi anche attrezzare il mio negozio in modo da poter accontentare il cliente in maniera soddisfacente ma anche veloce. Ecco, esatto, anche in modo rapido e veloce, molto veloce. Perché Amazon nasce con il soddisfare anche dei servizi, delle esigenze, dei bisogni, oltre che l'esigenza di prodotto, no? Quindi fidelizzare il cliente. Com'è la storia? Ce la racconti un attimo? Qui è ben anche descritta. Sì, oddio, raccontatecela, insomma, adesso non so chi. Sì, è un punto che noi affrontiamo nel libro, la storia di Amazon. Non perché non sia mai stata raccontata, è stata raccontata migliaia di volte. Noi abbiamo voluto spendersi qualche parola, qualche pagina, perché abbiamo provato a dare un punto di vista particolare, tenendo conto di quelle che sono le attività del commercio al dettaglio. Mi spiego. Amazon nasce nel 94, è la classica storia americana di due ragazzi che partono da un garage, ok, e iniziano a vendere libri rari. Quindi quello che facevano loro, cercavano 1994, lo sottolineo, intercettavano le persone che ai tempi, quelle poche che al mondo utilizzavano la rete, parliamo soprattutto di mondi universitari, quindi professori eccetera, che cercavano libri difficilmente reperibili, loro si facevano carico di questa richiesta, scandagliavano loro la disponibilità di questi libri nel mondo, telefonando, scrivendo, recuperavano il libro e lo spedivano. Quindi, ripeto, nel 94 succedeva questo. Cos'è che hanno fatto? Hanno costruito, con questo sforzo, sono riusciti a creare un legame con gli utenti che quando hanno capito che quelle persone, perché al tempo si parlava di poche persone, riuscivano a risolvere un problema specifico che io avevo, a quel punto lì hanno iniziato a fidelizzare. Se facciamo un salto adesso e oggi guardiamo Amazon come questo colosso con tutte le opportunità da una parte, le difficoltà dall'altra, gli aspetti opachi che ci sono, il tema della tassazione di cui parlava anche prima Patrizio. Ma lì è un problema degli stati, vabbè. Esatto, perché poi purtroppo è necessario guardarlo a livello, ma direi come minimo europeo, vabbè, non apriamo questo fronte, che è oggettivamente un problema. Dicevo, oggi uno dei punti di forza di Amazon è, da una parte certo la gamma di offerta che ha di prodotti, ma dall'altra è il modo in cui si attacca al cliente, virgolette, attacca ovviamente, e come lo fa? Ha alzato l'asticella sul livello di servizio, pensiamo al fatto che mediamente oramai più o meno dappertutto consegna il giorno dopo, se non in certe città pilota ormai anche il giorno stesso. Si è inventato il famoso Prime, che molti di noi utilizzano, e quindi la percezione è che la consegna sia gratuita, anche se il Prime è un abbonamento che si paga durante l'anno. Quindi ha ragionato su tutte quelle che sono le richieste che hanno i consumatori e ha cercato di soddisfarle in maniera massiva. Semplificato l'acquisto, perché poi c'era anche questo problema. Assolutamente, molti, quindi anche su quello proprio ha reso diciamo senza frizioni quello che è il processo d'acquisto all'interno di un sito web. Tant'è che oramai è una sorta di standard, è passato come uno standard che tutti più o meno copiano, o comunque utilizzare modalità simili anche per gli altri operatori
è conveniente, perché le persone in qualche modo sono già abituate a quel tipo di processo per effettuare l'acquisto. La cosa, cioè tra le varie cose rispetto a questo tema, quello che mi viene a sottolineare è che parlando di consumi, che è il capitolo che noi mettiamo subito dopo questo su Amazon, quello che noi abbiamo provato a fare è la distinzione tra quelli che sono i consumi funzionali dai consumi cosiddetti emozionali o che hanno una componente emotiva, perché questo è un primo modo un po' grossolano ma per separare un po', diciamo, i prodotti e i servizi che rischiano o sono molto come dire, facilmente acquistabili online, anche per comodità. Potrei fare decine di esempi. Se mi servono vedo un orologio dietro di lei, se mi servono le batterie perché si è scaricato le pile, diciamo che il fatto di avercele a casa il giorno dopo è una comodità. Tolgo una seccatura. E probabilmente non sono così propenso ad andare in un negozio a vedere, a toccare tutte le batterie per capire quale sia la migliore. Viceversa, prima facevamo cenno al discorso dei saldi e quindi all'acquisto al mondo dell'abbigliamento e della moda, dove la scelta, dove la componente emozionale è ancora forte. Beh, diciamo che qua l'e-commerce è debole, non è forte, tant'è che i grossi player sul mondo della moda cercano il più possibile di emulare quello che può succedere in un negozio, ma non ci arrivano a farlo. Banalmente, credo che quando si va a comprare un capo, una delle cose che facciamo è toccare il tessuto. E infatti leggo questo messaggio a questo proposito. È da stamattina che cerco sul web un prodotto e dopo credo 2 ore l'ho trovato praticamente allo stesso prezzo del negozio. L'unico vantaggio è che arriva a casa. Però si perde tutto il gusto dello shopping ed qua ci sta il discorso, è vero. Cioè, un altro messaggio solo, vive il web per risparmiare, ma guardate non sempre è così. Sono d'accordo, non è assolutistica questa cosa. Assolutamente. Io prima, quando dicevo che facevamo l'esempio di Amazon che ha alzato l'asticella sul livello di servizi, non ho appositamente, perché lo so per certo, usato il termine è il più conveniente. Non è vero questa cosa. Il problema è che Amazon per molti è diventata un'abitudine, è diventato il motore di ricerca dove noi entriamo per cercare un prodotto. E talvolta ne ha talmente tanti, comunque abbiamo gli ancoraggi lì dentro, la scelta lì dentro, non usciamo da un'altra parte a cercare, quindi non è detto che lì dentro ci sia il prezzo più basso, questo come avvertenza generale, perché hanno creato questo ecosistema, ripeto, che da questo punto di vista rischia di essere un problema. Tutti i regimi tendenzialmente monopolistici hanno aspetti negativi, questo lo sappiamo. Ma tornando a noi sul tema dei negozi al dettaglio, il fatto di sapere che i prodotti che noi vendiamo hanno un'alta componente emotiva nel momento in cui c'è la scelta, questo dovrebbe in un certo senso tranquillizzarci, per farci dire le persone avranno bisogno di entrare qua dentro, ma rimane tutto il tema di farci scoprire, quindi far sapere alle persone che esistiamo, di farci trovare quando le persone ci cercano. Sembrano cose banali oggi, ma ancora tantissime attività non è che siano presenti online o che utilizzino minimamente gli strumenti digitali per farsi trovare o per farsi scoprire. E d'altronde sappiamo tutti che viaggiando con lo smartphone in mano, che è la nostra estensione del braccio oramai, se il prodotto o il negozio lo troviamo lì dentro, lo scopriamo, poi magari questo diventa lo stimolo per andare in negozio. Se non siamo reperibili o rintracciabili in quel modo lì, sì, per carità, possiamo contare sul fatto che qualcuno passerà davanti alla nostra vetrina e quindi sperare che entri, però magari sta passando davanti alla nostra vetrina perché nel frattempo ha scoperto un negozio online prima e ci sta andando, quindi passa solo davanti a noi. Quindi queste sono le cose da tenere in considerazione. Infatti l'altro messaggio, chiedo alla regia se me lo rimette in onda, che così do la parola anche a Patrizio Bertin a questo riguardo, per capire anche quanto effettivamente ci stiamo evolvendo o no. L'e-commerce deve essere di supporto alla vendita nel negozio, non sostitutivo. Beh, questa è una bella riflessione, quindi, questa è una cosa questo è quello che noi cerchiamo di trasmettere attraverso questo libro, che non è che l'e-commerce sostituisce il negozio fisico, anzi valorizza il negozio fisico. Quello che diceva Manuel, appunto, noi abbiamo anche bisogno di fare marketing, di far conoscere i nostri punti vendita e spesso... E quindi c'è sta un problema della difficoltà. Ecco, questo è il grande ostacolo che noi cerchiamo di buttare giù questo muro, perché oggi tu non puoi più avere un numero fisso di clienti, devi far conoscere il tuo prodotto,
devi fare ricerche di mercato e questo può aiutare appunto l'online a conoscere altri prodotti da incrementare nella tua attività, cioè ci sono 1000 aspetti utili a un imprenditore che vuole fare il commercio in sede fissa. E qui bisogna appunto aiutare a capire come e dove può arrivare, perché abbiamo visto diciamo nei primi anni dell'e-commerce abbiamo visto tanti che si sono attrezzati in maniera sbagliata, dove hanno speso tantissimi soldi con pochissimo risultato. Quindi improvvisare oggi non si può più, oggi devi andare sul concreto, dare risposte chiare e soprattutto quando tu decidi di fare l'e-commerce lo devi fare con la consapevolezza che stai facendo un nuovo tipo di lavoro e quindi preparazione, formazione, attenzione, tutta una serie di situazioni che noi in questo libro cerchiamo di spiegare dando una mano appunto ai piccoli commercianti. Ecco, perché poi adesso, a seguito appunto anche della pandemia che c'è stata, l'isolamento forzato, noi stiamo dicendo, noi siamo veramente oggi praticamente, speriamo che duri, c'è bisogno, si sente sempre più bisogno dell'umanità, dello scambio, del confronto, quindi questo potrebbe essere un'arma vincente. Leggiamo un attimo il messaggio. Odio quelle persone che vanno in negozio a farsi consigliare, provare tutto e poi vanno sul web a comprare. Mi sembra ingiusto per quei negozianti che formano i commessi per dare il servizio migliore al cliente e poi questi ultimi dopo tutte le informazioni fanno crescere Amazon. Questa è scorrettezza effettivamente. Sì, questa è scorrettezza che mi permetto di dire che anche in paesi evoluti come l'America avevano cominciato un percorso secondo me disastroso, che facevano pagare un prezzo a chi andava a provarsi delle scarpe e quindi è stato, questo ha respinto ancora di più, quindi sono stati adoperati dei sistemi e delle armi che veramente hanno prodotto l'esatto contrario. Noi dobbiamo dare... Però effettivamente sto pensando questo, se il prezzo è quello, perché adesso ormai si vede, come diceva giustamente anche cioè il prezzo di vendita online assomiglia, lo diceva anche il nostro telespettatore, ma lo vedo anch'io, a quello dell'offline, no? Più o meno si equivalgono, perché non prendi un prodotto completamente diverso, di una marca magari... Sì, ma qual è il motivo per cui vai a casa a comprarlo sull'e-commerce se sei là? Se io sono lì, lo trovo, faccio l'esempio, quelle scarpe da running, là le vedo, sono perfette, mi stanno bene, tutto, anzi ho la garanzia che poi del commesso preparato che mi dà delle cose, magari le può cambiare se ci sono dei problemi, perché devo andarle a ordinare online? Non ha senso, a meno che non risparmi 20-30 euro. Ragionando per assurdo, ragionando per estremi, non per assurdo, se appunto uno si prende la briga di andare in un punto vendita, quindi sta facendo il massimo sforzo per lui, perché deve capire, trovare, scegliere, e poi fa l'acquisto da un'altra parte, è chiaro che c'è qualcosa che non va in quel punto vendita. Poi possiamo discutere se il tema alla fine è il prezzo, perché se io vado in un posto, trovo il prodotto, penso che sia solo quello, il prodotto lo stesso. Se il tema è il prezzo, qua le cause, i problemi sono due. Allora, o chi sta vendendo online per qualche motivo in maniera ingiusta riesce ad avere un prezzo più basso, ma se invece riesce ad avere un prezzo più basso perché è più efficiente, il tema qua si pone sull'attività. Adesso forse è brutto da dire perché ci sono sempre persone di mezzo in questi ambiti, però non possiamo far finta il negozio dei ricarichi eccessivi. Sai, se io per vendere un paio di scarpe utilizzo una location dove l'affitto mi incide sul 40-50% e c'è qualcuno che riesce a fare la stessa cosa in una location dove l'affitto incide per il 10%, è chiaro che probabilmente può lavorare con margini con prezzi più bassi. Esatto, è un esempio, per carità, però poi è chiaro che fa rabbia l'idea che ci sia qualcuno che se ne approfitta di questa cosa, ma la domanda vera è quella che poi ci siamo fatti anche noi, cioè ma perché uno dovrebbe fare lo sforzo di andare lì e poi comprare da un'altra parte, a meno che non sia un dispettoso, probabilmente il motivo c'è. Ma quindi... infatti il prodotto di firma, ormai ho notato, a meno che uno non vada in outlet eccetera, è quello, cioè il prezzo che tu vedi sul sito è lo stesso prodotto del negozio, cioè non c'è, rarissimamente c'è una differenza dove appunto probabilmente in certi centri, in certe località particolari turistiche rincarano, ma è molto rara la cosa. Questo è uno degli stravolgimenti, poi chiamiamo stravolgimenti, ma parliamo dell'effetto dell'online, no?
quello che 20 anni, 25 anni fa era molto difficile da fare, comparare prezzi, o era molto limitato. Oggi in realtà è illimitato, quindi posso comparare i prezzi worldwide di un prodotto. Quindi se un prodotto ha una distribuzione mondiale o nazionale, è chiaro che io posso confrontarlo in tutti i punti vendita online e offline, cioè trovare quindi c'è un problema di gestione del negozio a questo punto. Questo va a intaccare probabilmente proprio anche i modelli di business. Questo è uno degli avvertimenti che noi mettiamo, cioè gli alert. Sì, perché è chiaro che se tu sei solo e soltanto un rivenditore di prodotti che molti altri rivendono, e quindi i prodotti, la differenza la fa il prezzo, quindi o tu hai davvero un valore aggiunto, posizione, servizio, possiamo stare qua a discutere, oppure è chiaro che tu sei in comparazione pura, si dice, quindi tutti noi acquisteremo dove è più conveniente. Sarà brutto da dire, ma è così. Assolutamente. No, ma infatti l'acquisto in quel posto, se torniamo all'esempio della scarpa tecnica, che dir si voglia, è data dal fatto che tu premi anche quel negoziante, quel commesso che ha saputo consigliarti al meglio, valutando lo premi con l'acquisto, insomma. Sì, ma oltre alla scarpa tecnica, ho fatto l'esempio perché mi viene in mente. Sì, ma un bravo commesso riesce a darti i calzini, riesce a darti altri prodotti tecnici che devono completare la tua richiesta, la tua soddisfazione, perché parliamo sempre di soddisfazione, e qui sta l'abilità. E poi devi dare anche la possibilità appunto di portarla a casa se c'è necessità. Ti devi attrezzare in maniera diversa, devi essere più vicino al cliente in tanti modi, perché io sono convinto di una cosa, che il cliente difficilmente si ferma sul prezzo quando ha una soddisfazione. Se gliela sai vendere bene, se tu sei preparato e la sai cogliere bene, ok, tu dai soddisfazione al cliente, quindi la differenza di prezzo, se non è il 50% di differenza, non è calcolata, perché uno capisce il servizio che tu gli stai dando. Assolutamente. Quindi dobbiamo aiutare soprattutto anche questi a crescere e a fare formazione nella vendita. Infatti ho detto la parola formazione nella vendita. Tutte queste sono chicche che sono ben spiegate in modo molto semplice e chiaro in questo piccolo manualino, perché non è un librone, ma è un libro molto facile e rapido da leggere, per cui lo consiglio veramente. Però intanto andiamo in pubblicità qualche secondo e poi affrontiamo anche altre questioni che sono trattate qui all'interno. Tra poco.